Bene, la nuova legge sul soccorso alpino, licenziata sul filo di lana dalla Regione, mette dei punti fermi che garantiscono il funzionamento del complesso sistema dei soccorsi non solo in montagna ma in tutti gli ambienti ostili, con un ulteriore salto di qualità. C'è stata un'ulteriore, se vogliamo, determinazione di quelli che sono i principi che istituiscono e confermano da altri punti di vista il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale, che di fatto esiste da sempre. Il fatto che sia stato anche scritto e posta la competenza pressoché esclusiva delle regioni nella materia sanitaria fa sì che il soccorso alpino acquisisca un peso ancora maggiore. Bene, ma ci sarà da lavorare ancora sui finanziamenti, insomma servono più soldi, a cominciare da quelli per le assicurazioni dei volontari aumentate pesantemente. Dopo quegli eventi che purtroppo ci hanno colpiti, le assicurazioni hanno aumentato i massimali, anche di molto. Il bilancio è quello che è, quindi abbiamo cercato di fare il possibile con le polizze. Ecco, noi vogliamo migliorarle però. Per quello anche gli importi che erano stati messi sul progetto di legge erano relativi appunto a questo aspetto. E così, pur soddisfatti, i volontari hanno dichiarato il loro massimo impegno nel garantire il reperimento di quelle risorse che ancora mancano, a cominciare da quelle per la strumentazione operativa, dal parco mezzi alle radio e non solo. Sono dotazioni che hanno un costo e un'usura molto repentina. Da 1.000 euro in su e 3 anni di durata massima, costo importante, l'obiettivo è di Dotare i nostri volontari con una dotazione minima sia per l'inverno che per l'estate, dal pantalone a un'imbragatura che sia uniformata per tutti allo stesso modo, così quando siamo vestiti tutti, siamo tutti in operazione, tutti possiamo controllare chi ho vicino, sia che sia della mia stazione o sia della stazione Contermine o di un'altra delegazione. Attualmente solo il 30% dei volontari è stato fornito degli strumenti, tutti gli altri usano i loro personali. Sarà un nostro obiettivo quello di dare a tutti una dotazione minima.